Qui potrebbe esserci quella che si può definire una regia delle polizie locali della provincia? Sì, la regia dove che tutte le polizie locali trasmettono dei dati dove che qua vengono presi, messi insieme. Credo sapere cosa fa la polizia locale dell'Alto Vicentino e cosa fa la polizia locale del Basso Vicentino. Sarebbe opportuno che tutti sapessero cosa sta succedendo. La sicurezza inizia dall'informazione, dalla presa di coscienza di un territorio. Parte da questa consapevolezza la proposta firmata dal consigliere provinciale di Forza Italia Roberto Cattaneo, che verrà avanzata al presidente della Regione Veneto Luca Zaia e al presidente delle province e il sindaco di Vicenza Achille Variati. Un centro gestionale e organizzativo con sede a Palazzo Nievo per conoscere in maniera capillare quello che succede in tutti i 121 comuni della provincia di Vicenza e avere così possibilità di intervento mirato. Anche la Regione può andare a attingere a questi dati, sarebbe un'iniziativa, presumo, ottima, dove il governo sicuramente la deve sostenere dal punto di vista economico, perché sappiamo che tutto ha dei costi, che oggi sappiamo che la sicurezza è prioritaria non solo nella città di Vicenza, ma in tutta Italia, in tutte le regioni d'Italia. Questa proposta sarebbe la prima a livello nazionale? Dovrebbe essere la prima. Io così un attimo di pensiero ho pensato che forse la provincia potrebbe essere, siccome continuiamo a togliere delle deleghe, diamo invece delle deleghe in più a queste province. Potrebbe anche arrivare a Roma questa proposta? Beh, adesso andiamo piano, però è chiaro che io intanto la voglio sicuramente cavalcare, cioè nel senso la voglio spingere perché ci credo che sia un'iniziativa da sostenere